ritrovati all'ultima edizione del giorno del TG Flash di New Sicilia. Continuano gli interventi nell'isola a causa del maltempo di queste ore. Un nuovo report aggiornato con la situazione arriva dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. 53 gli interventi conclusi in tutto il territorio, riguardanti principalmente danni d'acqua, dissesti statici, alberi e pali pericolanti e salvataggi di persone in auto nelle abitazioni prive di elettricità in zona di Lingua Glossa e Tarderia Pedara. Molte auto ed un bus sono bloccati sulla strada Mare Neve. Le previsioni meteo per domani non sono delle migliori, ci si prepara ancora un'altra giornata perturbata con piogge e rovesci. La Protezione Civile siciliana ha emesso un avviso per rischio meteo idrogeologico e idraulico. Le province con allerta rossa sono Ragusa e Siracusa, allerta arancione per Catania, Enna e Caltanissetta, allerta gialla invece per Trapani, Palermo, Messina e Agrigento. I venti si aspettano di burrasca e i mari saranno molto agitati, nevicate al di sopra dei 700-900 metri. E proprio per l'allerta meteo diramata domani diverse scuole della Sicilia saranno chiuse, coinvolte le province di Catania, Siracusa, Ragusa e Agrigento. I sindaci corrono ai ripari a seguito di un incontro di oggi dei prefetti dell'isola, università aperta nel capoluogo etneo, diramata la chiusura invece dell'Accademia di Belle Arti di Catania in tutte e tre le sedi. È in chiusura il processo a Francesco Di Blasi, palermitano di 68 anni, condannato dalla Corte d'Assise di Massa Carrara all'ergastolo, in quanto responsabile dell'omicidio di un altro clochard, Paolo Fiorentino di 46 anni, originario dell'Abruzzo. Di Blasi, antiegli senza tetto, ha accoltellato a morte il compagno. La procura aveva chiesto per lui 21 anni di reclusione. Il delitto risale al 13 gennaio dello scorso anno. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna domani mattina alle ore 10 per nuovi aggiornamenti. Buona serata. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.